Io sono molto contenta di essere qui oggi e di essere riuscita a dare anche un notevole contributo economico. Oggi c'è il riconoscimento di custodi dell'eccellenza, l'eccellenza della comunità ravanosana, che passa per due prodotti tipici che la identificano, la raviola e il totomè. Una comunità che guarda alle proprie radici, alle proprie tradizioni, ma lo fa con una prospettiva futura di sviluppo locale del territorio, di valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale. Questa dell'audizione pubblica è, l'avvio di un percorso che mira a valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio di Ravanusa. Sono stato onorato da tutti i pasticceri della Sicilia, sia pastichef e anche i cuochi. Veramente hanno portato una testimonianza alla raviola, la raviola unica e sola. L'attribuzione della certificazione DECO alla raviola è stato un successo. Ravanusa ringrazia, io ringrazio i miei amici e tutti i componenti delle associazioni. La nostra presenza fa parte di un progetto più ampio che ci vede coinvolti già da un paio d'anni con l'amministrazione comunale per appunto lavorare su progetti che vanno dai marchi turistici a redesign di stemmi e tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione visiva di questo territorio. Due dolci che nascono in casa, che nascono dalle mani delle donne, ma che diventano nel corso del tempo, da generazione in generazione, diventano patrimonio di una comunità e che oggi diventano un prodotto anche capace di attirare visitatori, capace di attirare turisti, capace di attirare gastronauti e quindi di produrre ricchezza, occupazione, sviluppo per il territorio, per le future generazioni, affinché i ragazzi di Ravanusa possano restare qui anziché andare via. Hanno raggiunto questo bellissimo obiettivo di portare questa specialità di Tetuel per quanto riguarda anche la raviola tipica della zona di Ravanusa come presidio delle DECO a livello nazionale.